Con questa riforma a cui abbiamo lavorato in modo paziente e certosino con il contributo delle forze politiche in commissione e in aula, abbiamo eliminato le storture di una legge, semplificato la gestione delle aree industriali nell'ottica della trasparenza e delle esigenze del tessuto produttivo. Così l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso l'assessorato alle attività produttive per spiegare punto per punto la legge di riforma dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, ex Consorzi ASI, da poco varata dall'Assemblea regionale siciliana. Lo dico a chiare lettere, non si tratta di una legge che deve o vuole portare il mio nome. È una legge che appartiene ai siciliani perché è costruita con infinita pazienza da parte di tutte le forze politiche. Basta dire che l'IRSAP era un ente, le cui delibere prima di essere approvate dovevano essere a sua volta approvate da una consulta che era formata da 20 persone che rappresentavano il mondo produttivo siciliano, quindi pure gli allevatori e pure gli agricoltori. E la consulta aveva diritto di veto sulle delibere approvate dall'IRSAP. Noi invece abbiamo trasformato l'IRSAP in un consiglio di amministrazione flessibile, celere, composto da 5 membri, e abbiamo trasformato l'IRSAP in un'agenzia che attrae investimenti. Non a caso abbiamo permesso all'IRSAP di ampliare le aree industriali al di fuori dei propri confini proprio per permettere ai grandi gruppi di poter venire in Sicilia. In Europa esistono 74 ZES. Sapere che 2 ZES sono in Sicilia per me è un grande onore. Una norma fortemente voluta dal governo della regione per il tramite appunto dell'assessore alle attività produttive Turano, ed è proprio c'è stata una grande sinergia tra il governo, l'IRSAP, le forze politiche.